C'era una volta il trenino. Così era chiamato il treno che percorreva la ferrovia a scartamento ridotto tra Calalzo di Cadore e Dobbiaco. La Ferrovia delle Dolomiti, appunto. Di seguito ai primi precari collegamenti per esigenze militari, sia dalla parte italiana che da quella austro-ungarica, la linea ferroviaria vera e propria venne inaugurata nel 1921 e da allora, attraverso momenti di alterna fortuna e anche qualche incidente, la sua attività è proseguita fino all'ultima corsa del 17 maggio 1964. Il suo momento di maggiore splendore fu naturalmente in occasione delle Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo nel 1956. A determinarne il declino sono stati poi i cambiamenti della società di quegli anni, così come avviene tutt'oggi in altri settori, e in questo caso principalmente con lo sviluppo del traffico automobilistico privato, e da qui la conseguente decadenza finanziaria e tecnica. Chissà se oggi il treno delle Dolomiti potrebbe essere rivalutato turisticamente. Ad ogni modo, dopo molti anni di abbandono, in un certo momento si è concretizzata la volontà di recuperare il vecchio tracciato ferroviario e le opere ancora utilizzabili, come ponti e gallerie, per una nuova vita come via pedonale e via ciclabile. Così, dove è possibile, è stato risistemato il vecchio tracciato ferroviario, illuminate le gallerie e realizzati dei sottopassi per evitare la statale di Alemagna. Lunga via ciclabile delle Dolomiti. Questo è il nome che è stato dato al percorso ciclabile nella sua interezza, che è stato ufficialmente inaugurato nel settembre del 2009. La lunga via delle Dolomiti come pista ciclabile si sviluppa nel 2005-2006 attraverso un'azione congiunta della Regione del Veneto e dei fondi comunitari. Subito si sposa con un'altra grande iniziativa che diversi soggetti turistici e non il sottoscritto ad esempio ha portato avanti, che è la via della fede, i percorsi della fede, i percorsi religiosi, anche questi con la pedociclabile, anche questi lungo i cammini dei fedeli e dei religiosi. Qual è l'obiettivo prossimo della Regione del Veneto e dell'utilizzo dei fondi FAS e dei fondi comunitari? L'obiettivo prossimo è quello di arrivare a collegare l'Europa centrale, quindi Germania, Austria, Alto Adige, Veneto, con un unico obiettivo, quello di arrivare fino a Venezia. L'ideale, il mio sogno, il sogno della Regione del Veneto, il sogno della Giunta regionale, del Consiglio regionale, è quello di vedere delle biciclette che possono transitare su alcuni percorsi anche a Venezia, biciclette e turisti che provengono da molto lontano, però soprattutto in sicurezza, soprattutto dando un obiettivo, una partenza nel centro Europa e un arrivo in questa grande città che è Venezia. La lunga via ciclabile delle Dolomiti è indicata oggi come una tra le più spettacolari piste ciclabili del mondo. E non potrebbe essere altrimenti, visto il territorio che interseca, ossia un'ampia porzione delle Dolomiti orientali, a buon titolo patrimonio dell'umanità.
muoversi in questo ambiente in bicicletta è straordinariamente appagante, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. La ciclabile delle Dolomiti è percorribile anche a chi non possiede eccezionali capacità sportive, perché la pista si presenta ovunque ben curata, salvo in alcuni punti dove sono in corso proprio dei lavori di miglioramento. Ed inoltre la pendenza è sempre morbida, seguendo appunto quella che era in passato una linea ferroviaria. Sicuramente sono molte e credo interessanti le riflessioni che si possono fare in merito alla ciclabile, alla nostra ciclabile Dobbiaco, Cortina, Calalzo di Cadore, e sotto vari aspetti. Prima di tutto sotto la bellezza naturalistica di questa valle che unisce le nostre località Dobbiaco, Cortina, e poi si prolunga ovviamente verso la zona di Calalzo, una valle quasi non abitata, di una struggente bellezza, accompagna sul nostro comune e costeggia i 2 laghi di cui annoveriamo il nostro comune, il lago di Dobbiaco, il lago di Landro, costeggia il punto panoramico delle 3 cime, l'unico punto che dal fondovalle si vedono le nostre 3 cime. Dico nostre 3 cime ovviamente perché le pareti nord di queste bellissime montagne sono in comune di Dobbiaco, ma evidentemente le 3 cime sono patrimonio dell'uomo, sono patrimonio dell'umanità. E poi avanti arriviamo al passo di Cimabanca e poi si scende verso Cortina col rifugio ospitale. Quindi la bellezza naturalistica, la valenza sportiva anche di questo tracciato, la ciclabile, le piste da fondo che nell'inverno ospitano poi delle gare assolutamente pregevoli, sia di Coppa del Mondo, sia di Tour de Ski. E poi a mio avviso il forte valore simbolico di questo collegamento tra 2 centri quali Dobbiaco, Cortina e poi ancora Calalzo ovviamente, e questo momento di unione. Pensiamo che questa ciclabile è nata sul tracciato della ferrovia, era una ferrovia di guerra costruita appunto per raggiungere il fronte, quindi quando ieri, e dico non tantissimi decenni fa, il confine aveva ancora la valenza di confronto, di divisione, di contrasto, di opposizione, adesso il confine diventa, e fortunatamente in un contesto europeo, diventa appunto elemento di incontro, elemento di arricchimento reciproco, diventa elemento di biocenosi, di scambio, essenzialmente anche di scambio culturale e quindi di arricchimento. Ecco questa forte simbologia su questo tracciato che si snoda appunto fra Dobbiaco e Cortina, su un crinale che è il crinale che unisce, che prima divide e che adesso unisce la mite Europa col Mediterraneo. Il tracciato della ciclabile è quindi utilizzato anche d'inverno nel suo tratto più settentrionale per la pratica dello sci nordico, dando così la possibilità di godere della natura e dei panorami di questa valle anche nella stagione fredda. Diverse sono le gare anche di prestigio organizzate tra Cortina e Dobbiaco e nell'area della modernissima Nordic Arena. Dobbiaco è il punto di partenza o di arrivo, a seconda della direzione che si vuole intraprendere, ed è anche per così dire un punto di snodo con la ciclabile della Pusteria, che proseguendo poi verso est si identifica nella famosa Dobbiaco-Lienz o San Candido-Lienz, offrendo dunque diverse varianti e opportunità a chi macina chilometri in sella ad una bicicletta. È molto bella, è molto ben tenuta, diciamo. C'è qualche pezzettino dove le frane invernali hanno fatto un po' di assestamento, ma vedo che hanno lavorato bene. Il fondo è sempre ben preparato. E una marcia in più è sicuramente che raggiunge una quota discreta, quindi aria pura e bella, diciamo. E il territorio forse anche sicuramente che è unico. Il territorio, diciamo, si parte da Cortina con tutte le cime di Cortina, quindi Tofane, Cristallo, così, per girare e arrivare poi a vedere le 3 cime da Landro, molto bello. Questi orizzonti, che tanto ispirarono anche Gustav Mahler, voltate le spalle alla più morbida spalla nord della Val Pusteria, invitano davvero ad immergersi nel magico sogno dolomitico. Introdursi nella Valle di Landro a forza di pedalate è davvero appagante, non solo per i cultori di questa attività, ma anche per i ciclisti occasionali, e che forse dopo un'esperienza di questo tipo saranno un po' meno occasionali.
Costeggiando i muraglioni delle Dolomiti di Sesto e del Parco Naturale delle Tre Cime di Lavaredo si aprono vedute sul lago di Dobbiaco dalle acque cristalline, o su quello di Landro, attraverso boschi e pascoli, finché appaiono, oltre alle pareti nord del cristallo, proprio le magnifiche Tre Cime di Lavaredo. Una visuale unica, sicuramente tra le montagne più famose al mondo. Già solo questa visione vale da sola la relativa fatica. Un momento di riflessione può essere rappresentato da una visita al cimitero della Prima Guerra Mondiale, in località Sorgenti, poco a lato della ciclabile. Il piacere della bicicletta è anche quello di una sosta per rinfrescarsi nelle fresche acque dei torrenti o per ammirare la splendida natura alpina. Poco oltre Carbonin, sempre su comodo sterrato, si arriva nella zona del passo Cimabanche, dopo circa 17 km e 350 metri di dislivello in salita. È questo il punto dalla quota più elevata, 1530 metri, ed anche quello di contatto tra il territorio veneto e altoatesino. Simbolicamente un punto d'incontro e di scambio tra chi sale da sud e chi da nord. Ci troviamo adesso sulla ciclabile che è il tratto da Dobbiaco verso Cortina. Siamo adesso qua al bordo del lago di Dobbiaco, in mezzo al territorio del patrimonio naturale dell'UNESCO. Negli ultimi 5 anni le presenze sulle piste ciclabili si sono aumentate notevolmente. Si vede che la gente vuole muoversi anche nella natura, e è anche un aspetto commerciale per questa valle, sia per la Val Pusteria ma anche per i paesi come Cortina, cioè lungo la ciclabile fino a Calalzo. Questo tratto di ciclabile, che si chiama anche la ciclabile delle Dolomiti, è anche collegata con la ciclabile della Val Pusteria o la ciclabile della Drava, e così si ha una rete enorme di piste a disposizione che si possono frequentare. Non solo per gli albergatori è un vantaggio avere i ciclisti qua in zona, ma anche per i ristoranti, per i bar che approfittano di questi clienti. Godetevi questo tratto di pista ciclabile, godetevi della natura, lasciate a casa la vostra auto e vi aspettiamo. Il Comune di Dobbiaco ci tiene e ci crede tantissimo in quella ciclabile Dobbiaco-Cortina-Calalzo, per quello anche negli ultimi anni abbiamo cercato di ottimizzare questa ciclabile facendo 3 sottopassaggi per la sicurezza, più abbiamo rinnovato anche i ponti vecchi della ferrovia che erano veramente in uno stato non tanto buono, e così può girare non solo quello ciclista che per agonismo, anche può girare tutta la famiglia. Proseguendo in una sintetica descrizione della ciclabile, in direzione sud, ci soffermiamo sulla bellezza dell'ambiente che si incontra oltre Cimabanche, tra piccoli laghetti dalle acque trasparenti e freddissime. Poi la località di Ospitale, un tempo luogo di ricovero per quanti percorrevano questa via di collegamento tra la Germania e la Repubblica di Venezia. La discesa verso Cortina d'Ampezzo è davvero suggestiva, tra ponti su alte forre e le gallerie che furono della Ferrovia delle Dolomiti. Well, it was a very nice nature. Quite easy road from Dobbiaco. Posti molto belli e molto facili, dice lui. And I'm looking forward to going back downhill from here. I think that's even better. Sì, lui pensa che è bello anche fare la discesa, è molto meglio. Cortina d'Ampezzo offre un tocco di mondanità, nella verde ampia conca circondata da alcune tra le più belle e famose cime dolomitiche, come le Tofane, il Pomagagnon, le Cinque Torri, il gruppo del Sorapis e verso la Valle del Boite il Pelmo e l'Antelao.
con i suoi 3.263 metri sul livello del mare, è la cima dolomitica più elevata dopo la Marmolata. Bisogna dire che è veramente una cosa molto facile, molto bella, molto anche dal punto di vista paesaggistico, una cosa che sicuramente è da fare è una bella esperienza. Le piccole stazioni della Ferrovia delle Dolomiti accompagnano i ciclisti lungo tutto il percorso. Tra Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore passava il confine tra Austria e Italia fino al termine della Prima Guerra Mondiale. Anche la graziosa San Vito di Cadore ha un suo lago da ammirare, con uno sfondo di rocce rosate dalla Croda Marcora all'Antelao. Andate più in bicicletta, che fa bene, è divertente e unisce soprattutto le famiglie. La bici consente di godere proprio il panorama che abbiamo qui intorno, che è splendido, unico nel suo genere, e consente anche di avvicinarsi a queste differenti valli che sicuramente sono sempre belle da vedere. Dal punto di vista paesaggistico è meravigliosa, sotto il profilo anche dell'impegno non è tanto pesante, tanto è vero che la fanno anche i bambini, e quindi direi che è un'ottima occasione per spendere una giornata al sole. Questa pista è molto bella ed è anche facile, quindi si può fare per tutte le età. Giunti a Venas, oltre la Valle del Boite si scorge Cibiana, piccolo paese conosciuto come il Paese dei Murales, dipinti negli anni da molti artisti di fama mondiale. Diciamo che è uno sport ormai non si può neanche più dire in evoluzione, perché è abbastanza conclamato, radicato, non è più una novità, è un sinonimo di libertà. Vediamo che la parte nord dell'Europa c'è un innalzamento dell'età che porta ad avvicinare la mountain bike, porta un certo indotto. Ritengo che sia alla portata, se non di tutti, di tante persone che vogliono così muoversi un po', e apprezzato anche il servizio di bus navetta per i ciclisti un po' in difficoltà. Pieve di Cadore si erge a monte della Ciclabile, su una sella che domina l'ampia valle del centro Cadore e il lago artificiale. Pieve di Cadore è un centro storico famoso anche per essere il paese natale di Tiziano Vecellio. Presenta la casa del sommo pittore e vari musei. Oltre le ultime gallerie si profila Calalzo di Cadore, capolinea ferroviario e di questa ciclabile. Calalzo di Cadore annovera tra le sue peculiarità la zona termale di Lagole, conosciuta già alcuni secoli a.C., luogo di culto di una divinità sanante e di sorgenti dalle acque solfuree. Apprezzato anche dagli antichi romani, teatro di antiche leggende, vive ancora oggi nella cultura popolare. Molti ritrovamenti di Lagole sono conservati nel Museo della Magnifica Comunità di Cadore, nel centro di Pieve. Oltre 60 chilometri sono stati così percorsi pedalando. Oltre 60 chilometri di puro spettacolo. Vi è quindi per il prossimo futuro una forte volontà di sviluppare il percorso ciclabile in direzione sud, lungo la Valle del Piave, verso Belluno ed oltre. La lunga via ciclabile delle Dolomiti potrebbe diventare un attraversamento ciclistico delle Alpi assolutamente unico, nell'ambito di un progetto più ampio e più ardito che colleghi ad esempio la Baviera ed il Tirolo austriaco con Venezia
ed il mare Adriatico. Un'avventura straordinaria tra una natura e panorami unici al mondo, tanta cultura e tanta storia.